Siamo col Presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, l'uomo delle Olimpiadi. Intanto saluto Radio Più e Mirko, ciao Mirko, e anche perché abbiamo condiviso un bel percorso assieme. Sì, queste Olimpiadi le ho pensate, le ho sognate, abbiamo combattuto. Ricordo, perché adesso sembra tutto facile, che c'erano 7 stati contro di noi e abbiamo poi fatto questa finale a Losanna dove noi eravamo a presentare il nostro progetto contro la Svezia che tentava per l'8ª volta di avere per la prima volta le Olimpiadi. Le hanno assegnate a noi e sono fautore sicuramente del dossier Cortina 2026 con Trento e Bolzano, ma devo anche dire che è mia l'idea ad esempio di dare il nome Milano-Cortina alle Olimpiadi, prima volta nella storia col doppio nome, e soprattutto di aver anche coinvolto altri territori, penso all'Arena di Verona per l'apertura delle Paralimpiadi e la chiusura delle Olimpiadi. Un'Olimpiade che per Cortina, per la provincia di Belluno, per l'intero Veneto sarà forse la svolta? Ma guardi, ci vedranno 3 miliardi e mezzo di cittadini del mondo, avremo 2 milioni di cittadini che verranno qui e penso che l'indagine di Banca Ifis sia chiara, 5 miliardi e 300 milioni di euro di PIL, di aumento di PIL, e poi diciamolo fino in fondo, la Cortina e il Veneto che entra in queste Olimpiadi non sarà la Cortina e il Veneto che usciranno dalle Olimpiadi, perché affronteremo un nuovo rinascimento. Quello che vediamo qui a Cortina è figlio in un certo qual modo di quelle che sono state le Olimpiadi di 70 anni fa. Si è parlato di un nuovo rinascimento, quindi quale sarà l'eredità di questo evento? Sicuramente lo spirito olimpico, il tema della pace è un tema importante, 60 focolai di guerra nel mondo, l'Ucraina, il Medio Oriente, l'Iran, quello che sta accadendo adesso e molto altro ancora. E dall'altro però c'è anche un'eredità, una legacy molto più strutturale, molto più misurabile, che è quella delle opere. Si pensi che abbiamo finanziato, oggi in parte è ancora da finanziare, ma c'è un impegno del governo, la variante di Cortina, la variante di Longarone, la bretella ferroviaria che va dalla stazione di Mestre all'aeroporto di Venezia sono 8 km, quasi 700 milioni di euro, sarà ultimata entro un anno, e poi ancora molte altre opere, non ultima la messa a norma per l'accessibilità dell'Arena di Verona, il teatro più vecchio del mondo, 2000 anni, 20 milioni di euro di investimento che permetterà ai disabili, ai portatori di handicap, a tutti coloro che hanno ridotta mobilità comunque di poter accedere al teatro più bello del mondo. Ringraziamo ancora il Presidente Luca Zaia. Grazie a voi.